Ed ecco la situazione meteorologica. La tempesta Harry si approfondisce al largo delle coste siciliane, portando giornate fortemente perturbate sull'Italia insulare e sul settentrione invece arrivano correnti più fredde, con tempo pressoché stabile e temperatura in progressiva diminuzione. Nel corso del pomeriggio diradamento delle nuvole anche negli entroterra, con cieli pressoché sereni al poco più nuvolosi entro metà pomeriggio. Venti forti a regime di burrasca da nord sugli sbocchi vallivi dei versanti marittimi del centro-ponente, moderati o forti di Grecale a levante con rinforzi di burrasca sugli sbocchi vallivi e le dorsali esposte. Mare stirato sotto costa, molto mosso, localmente agitato al largo, temperature in generale diminuzione tranne che sulle riviere di ponente. I valori saranno compresi in Liguria tra 7 e 14 gradi. Per domani, mercoledì 21 gennaio, la Limet prevede cieli poco nuvolosi o sereni sui versanti marittimi, nuvolosità bassa in aumento pomeridiano sui versanti padani centro-occidentali, ma in assenza di fenomeni. Venti moderati o forti su centro-ponente, deboli al più moderati a levante, con possibili rinforzi sulle creste appenniniche. Mare stirati sotto costa su centro e ponente, poco mossi a levante, molto mosso al largo. Temperature in ulteriore calo nei valori minimi delle aree interne. Stazionario, lieve diminuzione dei valori massimi in costa.